Dati alla mano, le vacanze stanno avendo un effetto nefasto sulla curva epidemiologica della Sicilia e del nostro paese. Per questo Francesco Tanasi, segretario nazionale del Codacons, coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, chiede di estendere il test rapido sui contagi anche ai porti e alle stazioni ferroviarie di autobus a lungo raggio, così da intercettare il maggior numero possibile di casi e ridurre al massimo la diffusione del virus. L'associazione Codacons sta monitorando le procedure di sicurezza sui voli operanti in Italia, lancia questo appello alle istituzioni per evitare che si imbarchino positivi o sintomatici. Per la stessa ragione il Codacons chiede di rafforzare i controlli alle frontiere, come richiesto da alcuni presidenti di regione e, se necessario, anche l'impiego dell'esercito. Il confine con la Slovenia, la porta dei Balcani, momento infestati dal Covid-19, in particolare richiede un'attenzione specifica e molto severa. Il rischio è legato all'arrivo di irregolari dai paesi con sistemi sanitari deboli, quali percorsa la rotta balcanica attraverso paesi ad alto tasso di contagio possono entrare in Italia aggirando i controlli sanitari. La priorità per Tanasi in ogni caso è quella di uniformare pratiche e procedure su tutto il territorio nazionale, evitando per il futuro di applicare protocolli a macchia di leopardo differenziati tra regione e regione, una prassi che ha rappresentato purtroppo la regola nella gestione italiana del contenimento dell'epidemia, che, come abbiamo ampiamente dimostrato, ha incrementato il rischio e la possibilità di contagio nel nostro territorio. Per Tanasi, conclude, bisogna subito prevedere controlli in tutti i luoghi di rientro dalle ferie, così da scoprire per tempo casi di positività al Covid-19, intercettare immediatamente gli asintomatici, vettori di diffusione del virus. Vista la curva dei contagi, non è più tempo di applicare mezze misure. Le procedure devono essere ferree, devono riguardare l'intero territorio nazionale, altrimenti rischiamo che la curva risalga rapidamente e che in seguito sia troppo tardi per intervenire.